Guarda Giacomo che trullate pazzesche, guarda! Hai visto? Guarda quanto trullamento! Madonna! Sui trulli quelli originali questi! Area sorvegliata di Bari Vecchia. E c'è il CP che purtroppo adesso aspetta sempre di fare la cacca e la pipì quando è dentro in campo. L'abbiamo portata 3 ore fuori a camminare, niente. Facciamo un viaggio di 20 minuti e caga e pisce. È così. Oh, non so che GPL hanno qua in Puglia, la fiamma è tutta arancione, non so se è un bene o un male. Hai visto che area camper di lusso, Giacomo? Cioè, talmente di lusso che abbiamo anche il lavaggio in piazzola, cioè proprio, cioè, capisci? Scherzi a parte, allora sei nell'area sosta camper di Bari Vecchia. È attaccata anche questa al centro, solito discorso, ovviamente non varrebbe la pena sostare in posti del genere, anche perché il costo è folle, è di 25 euro, cioè più di un campeggio nelle Maldive del Salento, e per te però dici cazzo, è la nostra assicurazione per i furti, abbiamo anche gli animali dentro, hai capito? Quindi non gradiremmo trovarci finestre spaccate, cose del genere. È tutta recintata, a 8 ore chiudono i cancelli e c'è il guardiano H24, quindi e quello è il mio cane che non desidera fare la cacca e la pipì fuori, cioè solo in camper. Ecco qua. Allora 5 euro al giorno, a meno che non è un camper, sono 25, perché giustamente un camper è 5 volte più grande di un'auto. A quant'è che siamo? 5 merde di fila, sì, appena in 12 no 100, da qua al muretto sarà 20-25. Usci dall'area camper, prendi il sottopassaggio, guardi un attimo questo murales, leggi un attimo le news. Primo telefono senza fili, sì, telegrafo, ma era per fare la battuta, no? Il primo smartphone. Mamma mia, guarda strada, c'è per andare al bar, idea da attraversare tutto il mar, che a volte, porco cane, attraverso il mar per andare al bar. Hanno fatto anche il murales di Margherita Hack, bello. Eccoli là, mamma! Ugat. Eh sì, in effetti, a quel che è di Santa Cruz. Vabbè, dobbiamo ancora entrare a Bari Vecchia, siamo un po' nella Bari periferia ora, Bari nuova. E attraversi questo parchetto e ti ritrovi sul lungomare. Ciao, c'è da dire, poi giri a sinistra per andare a Bari Vecchia, che hanno veramente dei bei pali. No, in generale, veramente, qua in Puglia ha dei bei pali, per pali stendi, lampioni, quei pubblicitari. Porca troia, c'è la caserma dei carabinieri, sembra la base di Star Wars. Scusa un attimo perché te sa che come mi impunto sue robe, guarda che misteri, guarda che torri. C'è veramente un castello da guerra sta roba, guarda che misteri. È da tanto che non leggevo il chime, è per quasi una mossa ninja. Strikes upon the hour and the sun begins to fade. Ecco qua, finalmente vedo una provincia, così è fatta. Ah, questi piccioncini. No, tu fumi di continuo. Teatro Margherita, ho guardato su Google Maps, così faccio anche bella figura. It shows me how and when the night falls, loneliness calls. Ooh. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. E stanno girando un film, vedi, guarda qua, stai attento, vedi? Cioè, il regista gli dice le cose da fare e lui fa i tiri, vedi? 3, 2, 1, tac. Che l'ultima, fai un micro passo alla tua sinistra, ancora va bene. No, ma Dio ha allestito, cioè guarda spazio che ci starebbe qua per un camper, e hanno fatto una radio, guarda, 2 monitor, 2 schermi, pazzesco. È estensibile, vedi? Come i camper americani, pazzesco.
Non è della Ducati. Questo? Sì, comprato ieri, chilometri quasi zero, forse 2 al massimo. Questa è la signora Angela. Noi stiamo cercando la famosa signora Nunzia. Questo? È vero, eccolo qua, che forte. Deve essere quella, la signora Nunzia. Cerca su YouTube della Nunzia. Esatto. Cerca su YouTube. Queste sono le città che adoro perché sono tipiche. Qua vedi della tipicità, poi per carità in certi locali ovviamente la globalizzazione ha mangiato tutto, però insomma con l'aiuto di Google Maps puoi evitare questo brutto mostro e continuare a assaporare i sapori del territorio. Cioè per sapori intende a 360 gradi, non le cose da mangiare, i sapori si intende le particolarità, hai capito? Ciò che differenzia un posto dall'altro, ciò che dà il motivo di spostarsi da casa. Brie arborinato, come se fosse un brie arborinato, oppure questo pecorino di capra. Qual è questo cavallo? Dai, mi spiega di più. Ok. Però Mamma, dacci un accendino. Ti ho portato un po' di tipicità, bambino. Vai! Stupendo, questo è un primitivo, è un vino tipico pugliese. Questo Facevano gli uga buga. il locale si chiama Calatin Puglia e il bicchiere precisamente è vino rosso maccone, è il nome, si chiama comunque, è un primitivo. Parlando di tipicità, questo che va bene a schiacciatina con il capocollo. Il capocollo è un salume tipico di Martina Franca, che è un paese qua vicino. E tra l'altro è il paese dei nostri amici con i quali abbiamo passato la giornata da qualche parte a Cisternino. Ci hanno portato del capocollo extra. Questo è largo albicocca. Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cars had smashed his soul hard. Once there was this girl who wouldn't go and change with the girls in the change room, and when they finally made her, they saw birthmarks all over her body. Couldn't quite explain it, they'd always just been there. Alla fine c'era questa coda estrema, questo casino perché facevano dei pezzettini di polentina a 2 euro. No? Questi riti primitivi folcloristici. Ah, che bello, bellissimo. Ah. Bernardo, vigoroso profeta della Chiesa, prega per noi. Anselmo, cercatore di Dio, prega per noi. Ricorda un po' quelle vecchie canzoni di De André. Il bambino non si crede che in India venerano i topi e le mucche. Cioè, qua venerano personaggi immaginari e non vedo perché là non possano venerare degli esseri che esistono. Poi pensano che siano delle reincarnazioni, però vabbè, ci vuole comunque un po' di fantasy. Couldn't quite explain it, they'd always just gone there. I furgoni della Rai mi perseguitano.
come verità lei si è assaffata a Salmone Experience andando avanti controcorrente. Adesso sappiamo cosa prova i salmoni. Ecco qua, adesso ogni volta mi fermo a analizzare i furgoni dei Rai, che in teoria non esistono, sono sempre diversi. Allora, guarda questo, è il tendalino e porca puttana, guarda che antenna, guarda che razza di antenna, te ciapi tele Burundi, porca miseria questo qua. Cose da fare nella vita, perdersi per Bari alla ricerca di un posto dove far cosare il pappagallo. Programmi per la serata, sedersi qui a guardare i panni della signora. Pensa che figata, stavo guardando su Google Maps sul menu di questa pizzeria, in una foto di 4 anni fa la pizza margherita costava quasi la metà di quello che costa adesso. Io mi metto ma è... Charlie Chaplin, quello dovrebbe essere una foto tratta dal film Tempi Moderni, che è uno dei miei film preferiti. Wow, buon appetito ragazzi! Sto guardando il navigatore. Io so tutto. Quanta figa che c'è, una roba incredibile. Ringrazio la mia libreria. Che vedo la figa. Avevamo sottovalutato la parte di Bari, non Bari Vecchia, notturna, che è veramente immensa. Cos'è qua? La DIA, sentivo io un rumore ducatoso. Volevamo smammare, ma poi abbiamo visto la parte di Bari anche non vecchia e quindi abbiamo detto no dai, ci facciamo un altro giorno. Bellissimo! Wow, McLaren enorme. È passato il mozzo? No, perché ogni lagostore, di solito quando andiamo in giro, ha la sua statua tipica del posto. E questo che è San Nicola con la chiesa. Un sacco. Monster 620. Oggi abbiamo fatto 20 km, che sarebbero i chilometri. Ma è ingestibile la situazione, ci sono un disastro di vie, di isole pedonali, tutte parallele, cioè è infinito. È infinita, sì, è tipo una Barcellona come grandezza, Bari, è tanta roba. Noi non pensavamo, ma sono tutti negozi da skate, tutta roba di lusso, lusso ovunque. Michelle, my love, these are words that go together well, my Michelle. Michelle, ma belle, sont les mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I love you, I love you, I love you, that's all I wanna say. Sta cagata qua 7.500 euro, c'è il mio Ducati praticamente. Bellissimo, non siamo a Napoli, siamo a Bari. Ci sono i petardini di riscaldamento, che non è Capodanno, assolutamente, che sono tipo le bombe a mano. È stata veramente una bellissima serata, replicheremo il tutto domani. E l'avevamo praticamente sottovalutata, nel senso che passando gli anni scorsi in camper sembrava, anche qua la moda dei lucchetti, sembrava quasi una città che faceva paura. In realtà invece no. Che stranghezza. No, nel senso che passando sembrava una città di sola periferia, hai capito? Vedevi solo sti grandi condomini, non vedevi luci, cose invitanti. E invece l'avevo scoperta, giuro, per sbaglio, eravamo a Bari Vecchia, no? Che era quello che dovevamo fare. A un certo punto sto pirla qua iniziava a rompere le palle, doveva avere una libreria, e andando col navigatore verso questa libreria siamo entrati nella Bari commerciale, diciamo, quella più turistica, no, neanche turistica perché c'era praticamente tutta gente del posto, ma quella Bari dove c'era un po' di movida, no? Negozi, locali, ristoranti. È stata esagerata, molto piacevole, dai. Nella notte, mentre tutti dormono, solo un uomo cammina per le strade. È un uomo in frac. Giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade son deserte,
deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti, la luna splende in cielo, dorme tutta la città.